Porterà i consiglieri a 48. E chi ha detto 48? Potrebbe essere anche meno. Luca Zaia corregge il tiro e il numero dei consiglieri diminuisce ancora, non più 48 come aveva proposto la Lega un anno fa nella bozza dello statuto, ma un numero ancora inferiore, magari addirittura il numero legale, una provocazione dopo la rinuncia alla fiducia. Qualcuno è arrivato a dire che non si votava lo statuto per colpa di Zaia per la fiducia. Allora io ho detto, guarda, siccome la questione di fiducia è una questione che mi coinvolge, io che ho ipotizzato questa soluzione, togliete lo statuto e adesso lo votate. I tagli alla politica in regione cominceranno quindi dal numero dei consiglieri, come aveva annunciato il governatore durante la campagna elettorale, una proposta che non va giù però all'opposizione, che preferirebbe vedersi toccare lo stipendio piuttosto di rischiare di perdere la poltrona. Secondo la minoranza un numero basso di consiglieri toglierebbe rappresentanti alle province più piccole, come Rovigo e Belluno. Lo statuto non è burocrazia, ha un provvedimento importante per noi cittadini, fissa il numero dei consiglieri. Io dico, a questo punto il numero di consiglieri oggi in regione è 60, penso che si possa ragionevolmente diminuire anche in maniera importante. Adesso si vada a chiedere a ogni consigliere regionale cosa voterà.